a chi è stato responsabile di questo tragico omicidio, diciamo quello che è. Ovviamente, come ha già detto Don Alberto, come hanno detto anche molte altre persone, l'invito è a costituirsi. I motivi non occorre che li dica, ma è l'invito proprio accorato che rivolgo. Arriva anche dal vescovo Pizziolo l'appello di consegnarsi alla giustizia, rivolto al pirata della strada che la sera del 14 luglio, alla guida di una Punto Grigia, ha ucciso in via Campagna a Ormelle Massimo Feletto e ha ferito gravemente la badante che lo stava riaccompagnando a casa. Pensiero per la signora che era la badante, che era stata colpita insieme a Massimo. Preghiamo il Signore perché possa rimettersi pienamente in salute, anche se ci vorrà del tempo. Vescovo che ha voluto officiare personalmente i funerali del cinquantenne nella chiesa che frequentava ogni domenica. Oltre 400 i partecipanti dentro e fuori alla parrocchiale di Tempio di Ormelle. E tra loro il prefetto di Treviso, una rappresentanza del comune, ma soprattutto tanta gente che aveva conosciuto e apprezzato Massimo, che, come ha ricordato Monsignor Pizziolo, aveva fatto della sindrome di Down quasi un dono per gli altri. Io lo conoscevo soltanto superficialmente, ma avevo certamente colto la sua gioia di vivere. Una presenza, quella di Massimo, che possiamo definire senza alcuna difficoltà come un dono per tantissime persone. In particolare per i compagni dell'avventura di Casa Vittoria, dove Massimo alternava l'impegno delle serre a quello dei tavoli del ristorante. O ancora tra le vigne e cantine di Casa Cecchetto, dove Massimo preparava ed etichettava le bottiglie di Raboso che poi vendeva al Vinitaly per finanziare le attività dell'Associazione Italiana Persone Down. E i suoi compagni oggi erano lì a dargli l'ultimo saluto, prima in chiesa e poi sul sagrato, dove la sorella gli ha letto tra le lacrime la lettera di addio. Fino ai suoi ultimi giorni la mamma ripeteva: so di avervi lasciato una croce grande. Mamma, è stata la cosa più bella che abbiamo avuto. Un addio tra abbracci e lacrime che si è concluso tra le note della canzone preferita di Massimo e il lancio di palloncini colorati verso il cielo.